agli eventi pubblici del Novecento, che hanno visto come protagonista Piazza San Marco e la sua basilica, forse il più imponente e con la più alta partecipazione popolare, ha una data precisa, il 12 aprile 1959. Si tratta della traslazione delle spoglie di San Pio X da Roma a Venezia, sede del suo patriarcato precedente all'elezione a pontefice, in accoglimento della ben nota promessa fatta dallo stesso Cardinal Sarto di un futuro ritorno letteralmente da vivo o da morto in laguna. Un evento a cui Giacomelli ha dedicato un'amplissima documentazione, come ci rivela oggi l'apertura di una scatola inedita, che affiora dall'inventariazione in corso alla Celestia. Una sequenza di 166 scatti, in formato 6x6, in buono stato, che originariamente contava 197 foto. Proponiamo qui in anteprima una carrellata delle immagini più rappresentative delle dimensioni pubbliche dell'evento, in una piazza San Marco letteralmente gremita dai fedeli dell'epoca.